L'ho appena fatto il test proprio, vengo ora dalla scuola elementare. Poteva anche non rifarlo. Ma perché no? Von sarà orgogliosa a sto punto, ecco, di essere i primi, mi hanno detto addirittura al mondo, a fare una ricerca di questo tipo. Al 12° giorno di isolamento nel focolaio di Vo si sono ritrovati di nuovo tutti in fila per partecipare al secondo tampone. E questa è la prova che come comunità siamo molto uniti per il bene di tutti. Questa volta chi ripete il test aiuta il Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova a mappare per la prima volta la storia del Covid-19. Si ripete il tampone, quindi sapremo di nuovo chi sono i positivi e sapremo di nuovo chi sono i negativi. Quindi tutta una serie di parametri che poi ci servono per predire come questa infezione si sviluppa nel tempo, perché tutti i modelli matematici che sono stati fatti finora sono tutti stati basati su ipotesi non verificate. Il virologo Andrea Crisanti, una vita spesa nella lotta alla malaria, adesso vuole capire innanzitutto quando effettivamente sia cominciato il contagio nel padovano. Verranno analizzati anche tutti i casi di polmonite degli ultimi mesi. Li analizzeremo tutti per gli ultimi 2 o 3 mesi per verificare se alcuni di questi casi effettivamente erano da attribuire a coronavirus.